Buon pomeriggio e ben ritrovati al notiziario meridiano di Tele4. Si stringe il cerchio attorno all'uomo sospettato di aver appiccato i 2 incendi fuori dallo stabilimento della Startec in strada al Montedoro. Decisivo il ruolo delle telecamere, le cui immagini hanno anche immortalato il numero di targa del veicolo con il quale il misterioso figuro si era recato nella zona industriale, il punto della situazione nel servizio. Sarebbe già stato individuato l'uomo incappucciato che ieri mattina intorno alle 7 avrebbe appiccato i 2 incendi fuori dallo stabilimento della Startec, già Flextronics e poi Adriatronics, balzate in questi giorni sulle pagine della cronaca per la mancata erogazione dello stipendio a 320 lavoratori. I carabinieri che seguono le indagini hanno stretto il cerchio grazie alle immagini di videosorveglianza dello stabilimento di strada al Montedoro e di quello della Illy. Le telecamere avrebbero quindi ripreso quantomeno parte della scena. Secondo quanto appreso, il misterioso figuro con il volto travisato avrebbe parcheggiato l'auto a una certa distanza dalla Startec per poi dare fuoco, probabilmente con l'utilizzo di una sostanza accelerante, a un albero situato sul lato di via Flavia. Successivamente dall'altro lato, a circa 50 metri dall'ingresso principale dello stabilimento, l'uomo ha preso di mira la cabina del metano. Quest'ultimo incendio, se non fosse stato domato con gli estintori dagli stessi addetti alla sicurezza della Startec, che si erano accorti immediatamente delle fiamme che divampavano, avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per tutto il complesso industriale. Poteva essere una tragedia. Anche il principio di incendio dell'albero era stato prontamente estinto dalla security. Sul posto i carabinieri, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco per la bonifica delle aree incendiate. È caccia all'uomo incappucciato, immortalato dalle telecamere anche mentre tornava alla macchina per poi abbandonare la zona industriale. Gli investigatori hanno in mano il numero di targa del veicolo. Quel che sembra certo è che il ricercato sapesse dove colpire, come se conoscesse bene l'area dello stabilimento. Stiamo collaborando con le forze dell'ordine, spiega la nostra emittente Nicola Graffi, presidente di Photonics Operation e figura di riferimento all'interno della Startec. Abbiamo fornito agli inquirenti tutti gli elementi utili al prosieguo delle indagini. Arrestati per aver sequestrato un giovane e chiesto il riscatto al padre per la liberazione del figlio. L'inquietante episodio, con alla base questioni di droga, è avvenuto a Pordenone. Indagine condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Trieste. Sentiamo. Sequestrato nella notte vicino al tribunale di Pordenone, caricato in auto e picchiato, poi la richiesta di riscatto al padre, 1.000 euro per rivedere il figlio, ma la banda non l'ha passata liscia. L'indagine condotta dalla squadra mobile di Pordenone e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Trieste ha portato a 4 arresti. Si tratta di 3 giovani, poco più che maggiorenni e un minorenne. La vittima, un ragazzo di 21 anni, tutti italiani. Il sequestro, alla base questioni di droga, risale alla notte fra il 20 e il 21 marzo. L'episodio ha origine da una trattativa per l'acquisto di cocaina. Il gruppo di giovani aveva contattato il 21enne per fargli fare da intermediario con un pusher. Combinato l'incontro con un venditore di origine straniera, erano sorti dei problemi per la quantità di stupefacente. Il pusher aveva minacciato i presenti con un coltello per poi scappare. Convinti di aver pagato la cocaina più del previsto, i 4 giovani se la sono presa con il 21enne che aveva fatto da intermediario all'incontro. Col pretesto di volersi scusare per averlo messo in difficoltà, il gruppetto ha dato appuntamento alla vittima in una zona a 2 passi dal tribunale. A quel punto hanno rapito il ragazzo, lo hanno caricato in auto e picchiato, per poi telefonare al padre e chiedere 1.000 euro di riscatto. Il genitore ha pagato parte della somma, ma poi ha avvisato la polizia. Le indagini si sono concluse rapidamente, anche perché il punto dell'incontro fra aggressori e vittime era coperto da telecamere, incluse quelle del tribunale, che hanno permesso di ricostruire i movimenti dei sequestratori. Dopo l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Trieste Francesco Antoni, i 3 maggiorenni sono stati tradotti in carcere, mentre il più giovane, per il quale procede il Tribunale dei minori, è ai domiciliari. Gli indagati dovranno rispondere dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni. Alle 14 saremo in diretta a reti unificate, Tele4 e TV12, una domenica dedicata all'anniversario, il 50° anniversario del terremoto del Friuli, con la Santa Messa di ringraziamento e commemorazione presieduta da Sua Eminenza Matteo Maria Zuppia Gemona del Friuli, nel luogo simbolo della tragedia del 1976. Lì si terrà appunto la messa, l'evento organizzato in collaborazione con l'Arcidiocesi di Udine,
celebrazione rappresenta quindi il momento più intimo e spirituale del programma commemorativo dedicato al raccoglimento, alla preghiera e alla memoria condivisa. E noi, appunto, come detto poc'anzi, saremo in diretta sulle nostre reti a partire dalle 14, poi la Santa Messa alle 16. Intanto sentiamo proprio il cardinale Zuppi, questo pomeriggio la Santa Messa a Gemona, le parole raccolte sul posto. Tanti vivono purtroppo il mondo che gli crolla addosso, e poi qual è la risposta al mondo che crolla addosso? Questa forza di guardare al futuro e di costruire il futuro. Una delle cose che mi ha colpito è che tanti dicevano noi lo dobbiamo fare noi, cioè la ricostruzione non è che uno aspettava, vedeva, hanno iniziato subito, dal giorno stesso. Qualche volta siamo un po' fatalisti oppure pensiamo che devono sempre fare gli altri. No, i friulani l'hanno fatto loro con l'aiuto di tanti, questo sì, ma non si sono messi in panciolle, anzi hanno dato a tutti una lezione di grande determinazione a costruire oggi il futuro, ed è quello che dobbiamo fare. Il comandante del Comando Militare Friuli Venezia Giulia, colonnello Claudio Romano, ricorda il ruolo fondamentale che svolse l'esercito subito dopo il sisma che devastò il Friuli 50 anni fa. Un impegno spontaneo, corale e coordinato. Sentiamo. L'esercito nell'immediato post-sisma ha avuto la capacità di reagire in maniera veramente spontanea, più ancora che coordinata. La coordinazione avviene dopo, nelle ore successive, ma in 2 ore già i primi aiuti arrivano nelle zone più colpite dal sisma, il cui epicentro, ricordiamo, è stato nelle zone del Monte San Simeone. E in una decina di giorni, a varie ondate, l'esercito ha raggiunto picchi di 14.000 unità impiegate sul territorio friulano, ha costruito qualcosa come 17.000 tende per dare ospitalità a decine di migliaia di sfollati che hanno dovuto lasciare le case perché pericolanti o perché distrutte. Ha contribuito a costruire letteralmente centinaia di chilometri di strade, di rete idrica, di rete fognaria compromesse o distrutte dal sisma, ha distribuito 70.000 pasti al giorno per un sacco di tempo, grazie ovviamente anche al coordinamento dell'allora commissario straordinario Zamperletti, ha in un certo senso contribuito a dare l'avvio a quell'opera straordinaria che invece oggi fa la protezione civile, soprattutto qui in Friuli, devo essere sincero, da friulano, anche se siamo a Trieste, permettetemi, chiedo scusa se a volte faccio delle... La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha sicuramente incarnato nel migliore dei modi, diciamo, le lezioni apprese durante quei giorni drammatici, e quindi sicuramente gli aiuti dell'esercito sono stati determinanti e l'intervento è stato corale, totale e decisivo per dare sollievo alla popolazione. Ricordo, se posso, una frase che veniva riportata spesso nei precedenti anniversari, che un po' si è dimenticata. C'era uno studente di Gemona che ha scritto in un quaderno: quando c'è il terremoto io vado nella tenda dei militari, così non ho paura. Siamo pronti a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste insieme al vice ispettore Lorenzo Catanzaro, che ringrazio e saluto. Immagino molto impegnati gli operatori anche in vista della maratona, della manifestazione sportiva di questa mattina. Come è andata, vice ispettore, e se ci sono anche delle novità da riportare? Buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a lei e alle persone che sono in ascolto. Sì,
La mattinata ci ha visto impegnati parecchio con il coordinamento della viabilità per quel che riguarda le Spring Run di quest'anno, che tra l'altro ha visto un numero eccezionale di partecipanti. Quindi avevamo le varie postazioni coperte, tra l'altro purtroppo siamo dovuti anche intervenire con parecchie rimozioni per l'ordinanza che sono già iniziate di primo mattino per dei veicoli che erano in campo di gara, ridotta al minimo necessario ma comunque obbligatoria per quella che è l'agibilità e insomma la sicurezza del percorso. Da quanto sappiamo la gara si sta comunque svolgendo senza particolari intoppi o problemi, in una giornata tra l'altro con un meteo piuttosto fortunato, e per altre cose che le posso dire, insomma abbiamo avuto un piccolo sinistro proprio in riva 3 novembre questa mattina di una persona che ha centrato un ostacolo fisso della segnaletica che non ha creato particolari disagi. Invece in questo momento abbiamo nel rione di San Giacomo abbiamo una striscia di gasolio che sta sporcando la strada in parecchi punti, sia in via San Giacomo, in monte, sia sul campo San Giacomo e anche verso via San Marco, con un po' di pattuglie nostre sul posto e stanno, assieme alla ditta che si occupa della pulizia, stanno facendo una bonifica dell'asfalto. Nella mattinata un piccolo problemino per veicoli in divieto di sosta sotto il bastione di San Giusto, hanno tenuto bloccato un pullman e creato un po' di fila nella mattinata che proprio nella giornata di oggi non era quello che ci auspicavamo, comunque si è risolto il problema con l'arrivo del conducente. Poi diciamo per la mattinata nulla, posso dire per la giornata di domani. Segnaliamo che domani ci sarà la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia tributaria in sala di rappresentanza della Regione in Piazza Unità. Per quel che riguarda segnaletica nella settimana, attenzione ai veicoli in sosta in via dei Jenner, all'incrocio con la via del Carpineto, parliamo del rione ovviamente di Valmaura, che ci sarà del rifacimento della segnaletica orizzontale prevista domani, e la stessa raccomandazione vale per viale Sanzio, più o meno dal Civico 11 fino all'incrocio con la via Donatello, stesso tipo di problematica. E ancora ricorderò la chiusura, che poi parte proprio domani, della Galleria Carso, questa volta in direzione Trieste, quindi verso Trieste, sarà interdetta dal giorno 4, quindi da domani fino al 28, da programma come comunicato dall'ANAS. Al momento io penso che non ho altre cose da dirvi e ci aggiorneremo a domani mattina. Grazie Vice Ispettore, un saluto a lei, buon lavoro anche ai suoi colleghi, grazie. Ci spostiamo a Monfalcone. Dopo le positive esperienze nel recente passato, il Comune ha deciso di riaprire lo sportello del lavoro a disposizione di chi cerca o vuole cambiare occupazione, ma anche delle aziende a caccia di nuovi addetti. Lunedì 4 maggio riaprirà a Monfalcone lo sportello lavoro, un servizio che il Comune mette a disposizione delle persone alla ricerca di un nuovo impiego, di una prima occupazione o di un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di offrire un supporto concreto ai cittadini attraverso un percorso personalizzato, finalizzato allo sviluppo di un progetto formativo e professionale e orientato alla ricerca di un'occupazione. Lo sportello garantirà attività di consulenza, supporto, accompagnamento e affiancamento, favorendo il raccordo tra domanda e offerta. Tra i compiti dello sportello rientra anche l'analisi dei bisogni delle aziende in relazione alle figure professionali richieste. Avevamo già avuto modo negli anni passati di sperimentare questo servizio, ha detto il sindaco di Monfalcone Luca Fasan, ricevendo riscontri positivi da parte dei cittadini. Per questo abbiamo voluto ripristinarlo. La gestione del servizio, prevista fino al 30 aprile del 2029, è stata affidata a Umana, realtà accreditata a livello regionale per i servizi al lavoro. Lo sportello sarà operativo previo appuntamento 2 volte a settimana nell'atrio del municipio, nelle giornate di lunedì dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 16 alle 18. È tutto da questa edizione del notiziario di Tele4, grazie per averci seguito e ci vediamo per l'edizione delle 19:30. Buon pomeriggio.